Bene, torrausu a Voces de Hominis. Oe, su programma annata in is domos de is musicistas de Sardigna, che imperant sa limba sarda in sa vida in soro e in s'arte in soro. Oe seus in uno studio di registrazione in Iglesias, parisi con Paolo Boi, Ciao. musicista, cantautore e famau meda in Sardigna e a Forasa de Sardigna puru. Ben agattau, Paolo. Grazie. Dunque, potevo cominciare de quando via sapi più, de sapi alla tua. Tu sei un musicista, narauso des primos tempos, de quando via già pitticcheddu meda. E dunque, come te has cominciato e poi te has cominciato con sa musica? Ma ce non hai mera cosa, però la cosa importante è che devo cantare in domo. Sa famiglia mia comprava sempre discos, no? E 45 giros, no? E dunque devo ascoltare mera musica cantanti di quest'epoca. E cantiamo. Poi una dire ti donavo è una cosa mera bella. Andai a lavorare a zia mia in un mulino, no? Macinanta Solia, no? Su Meri, era direttore, presidente si variava a ottobre Iglesias, si variava sotto Brata Ecclesianti. Dunque, aveva una selezione, sì, e cantanta 12-15 cantanti, sì. E questo è il presidente. Arriva a onde viveva zia mia e avevamo 6 figli umorisca. De Arria, siamo 6 figli. E stiamo cantando. Arriva questa persona e da una zia mia, ma chi ne è cantando? No, Paolo. Questo si viene accorto che siamo bravo. E no, è bravo cantando. E zia mia, in domo quando c'è questa persona sempre i complimenti non arrivano. Ma no, c'è riado. Arrivo, no, ciao Paolo, ciao Armando. E stavo di cantare. E dopo no, sì, mi piace di cantare. Canzoni si dice un meras. E in cui nasce, mi riportavo. C'era proprio in questo periodo, c'era questa selezione dei sottobrate ecclesianti, dei cantanti. Arrivo in questa via piena di gente che piantava sprovvinos. Questo via, su presidente. Veniente di tutta la Sardegna può cantare. Sulcis, mera su Sulcis ecclesianti. Arriva comunque bussara, via proventi una vicciocca e poi danava su direttore di questa orchestra. Però mi tu prova da questo viccioccheddo. E questo diceva, ma no, c'è mera gente, non è. Dai, provami tutto un minuto, su dai. E insomma, ridono, e te canzoni canta, dopo noi facciamo Morandi, Celentano, comunque i cantanti che ci cantano in questo periodo. Ma no, va bene, mi ho sul microfono. Incomincia a suonare, devo morire a cantare. Sai sta faccia quando lui dice, no, ma ti da cantare? No, è un fenomeno. E alcuni, poi ha fatto due brani su a Sottobrata, poi cantato 2 canzoni. E alcuni poi cominciare tutta questa carriera, su complesso che accompagnerà tutti, diventa i 5 di Iglesias, senza rianta. Ma ti ho domandato su Gappu, mi ha domandato, Paolo, e stavo di cantare con noi, si stare 9, 10 canzoni. Sì. E tu canti a Nosteniasa? 9 anni. Fitticcheddu. Tutta memoria, Tutta memoria. E diciamo, poi dei guni, cominciare a cantare con i gusti, poi in questa strada, sai, sempre sul gruppo, devo sempre suonare con gente brava. Gente brava, se nunca è l'unica cosa che devi fare è suonare con gente brava, se nunca sei gente un po'. E da quando ho cominciato questa mia carriera con i gruppi e poi sono andato avanti. E a pitticcheddu a scolette di Naraia, antavo questa. Mi vogliono cantare? Sì. No, professore, maestra, non mi interroghi però, si canta una canzone, no, non lavoro, no, non ne dici. Però cantiamo. Sì. E si chiede in cui appunto cominciavo
e sono andato avanti di aici. Poi sono venuti passati, ha fatto una cosa. A seguiu ogni estate a fare musica in sprazza, Poi, con il sì. gruppo, su comincio. Poi si hanno cominciato a fare... No, Come da trabalho. Sprazza cominciato con questo gruppo, però non ho mai pensato quando diventammo più umano a tenere un gruppo musicale, non ho mai pensato. Però a pago crescendo, a Sottobrata, poi tornando a Sottobrata, canto spesso, presentare Enzo Tortora. Sì, e bene Pippo Baldo e Spirito, sì, Enzo Tortora. E a un certo punto per capo questa seconda canzone, ma no, c'è un regalo per lui. Dopo no, ma andava bene. E sta arrivando questa chitarra, via, per usarti a me. E dopo no, ma ti faccio di questa cosa. Ah no, questo è un regalo per lui. Grazie, dopo no, grazie. E tengo incominciando a fare il primo accordo su... Comunque, no, una cosa, abbiamo portato. E tengo a cominciare a suonare, a mi accompagnare, e poi durante questa carriera devo suonare a suonare come era gruppo, però non pensiamo mai di scrivere canzoni, mai. No, poi a parte non sciamo manco come ti cominciare, poi non è poi scrivi una canzone, devi piace a sta gente, non scetti a me. Però certe volte sono davanti questa canzone può piacere finché a sta gente. E dunque non siamo tanto entusiasta, no, mi da faccio scrivere secondo me. E poi c'è stato un anno onde un amico mio venne a Roma, mi ha ribussato questa volta, quindi manco tu conosciamo, e era Alessandro, uno che canta, era con un gruppo comico, i Serpentoni. E Denguni, ma no, Paolo, sì, dopo no, chi ne sei tu? Sono Alessandro, ma no, gasti a su villaggio Hotelis, Arbatax, funti che non cantanti. Bosi bene. Dopo no, bando. E te fai dopo una gira, con questa chitarra che teniamo, specie chitarra, e parteo in pullman. Pullman, a Ribonguni, a su villaggio Hotelis, e poi conosco Marcello Mazzella, e finse sul gruppo che suonava le notti, viante Salis e Salis. E cineste Mazzella, poi ce ne non tu conoscete, e te vai da isso? Isso linea, già sul gruppo sono andata a batteria in Guni, però sa cosa sua, questo era innamorato dei Salis, e dunque no, un anno tu solo portai noi ai Salis. E poi c'era un altro cantante, poi non fai cantare sempre a gusto, su comprendio. E sì che Marinao, piacere Marcello, piacere, e metto a Estresi, si bio su, in sa sala onde si suonara. Ah no, voglio ascoltare questo che vai. E sono andato, non va con tremarella, tremarella, sta mano di dice, vi questa chitarra, mantinao, e te canzoni va, e dopo no, faccio questa canzone, e inizia, incomincia. Io vengo, acabao, ma no, perfetto. Ti ricorda quale canzone via da? No, penso che sia una canzone di Elton John in inglese, poi ho fatto una in italiano, e mantinao, Paolo. Ma no, Marcello, ok. Promovi. Pigao. Sì. Si è usato in ufficio, fatto questo contratto e sono a 6 mesi. Sia su 73 e su 74. Poi te succede, dopo su 74, e te succede Marcello a Castello in via San Lucifero, over una sala di registrazione. La Strega Records. Sa Strega Records, vabbè. E Guni azzerriamo un pago i artisti, i più bravi su sardo. E ognuno varia il suo brano, però a me mi mancherà una canzone per registrare. Mi mancherà questa canzone. E ti ha fatto Marcello, no, Paolo, se tu pensi a una canzone di lui, squillera sul telefono, numeggiano, pronto? Sono Tonietto Salis. No, Marcello, ciao Tonietto. Tengo una canzone di Popolo Bui. E quindi dovremmo... Supreglio. E fiera l'Isabel. L'Isabel, così. Sì, l'Isabel. Che poi oltretutto questa musica l'ha fatta gusta, però sul resto da scritto Giocalia, un altro cantante che registra un in inglese. Appena in inglese, mamma mia, in inglese.
Dopo non ci ho visto nessuno italiano, così mi molti cantare. E in Guni è nasce. E poi mi chiamiamo Paul Sinclair. Paul Sinclair, Sì. Paolo? A Sinclair Poi- è uomini che ci Chi suonaia bene, suonaia Sì, staia bene bene. con Paul. Ed in Guni. Ascolta, il inglese come ti viene? Via di può di Già imparare, pronto ce questa ne conosce, pronuncia? cosa vuole uscire, Già ci pronta viene con scritto. già pronta con sa pronuncia ed a è sa pronuncia. però sta cosa a leggere in questo periodo te via. A parte sta canzone via, però teniamo 18 anni, poi ci diremo. Però sta cosa bella via, bella però leggia. Che quando cominciaste a cantare, sai quando nasa, te bella questa introduzione, sa voci. Poi arriviamo quasi all'ultimo e sbagliamo questa pronuncia. Da te poi ora cantare all'inizio. Torra tutto in tre. Tutto. Non è come Timò, sei canta in colanta, sei canta. Però su un nastro, no? Sì, a nastro, sì. Si via su un nastro, a bobina. E sì che Tocca gli da torrare a cominciare. beh cantata, dopo cantare hanno mangiato 10 volte, sai. Però poi Savini è bestia, una bellissima canzone. Si intende da me da sa voglia tua che è alta, tenuto un registro Sì. alto un meta. Che poi una canzone ha un di Cambia da sul ritmo. sì, a parte come sarà bassa, però durante questa canzone andava Sempre le Bruce. e poi ci vede questa nota che deve sta rocca in pizzo, deve essere torna e da deve sta quant'è questa nota e mi va di antarotto. Poi abbiamo visto che tutte queste cose non abbiamo mai registrato. E dunque scuffia, sengone. E mi ha detto Paolo, bandarà bene. Poi devo ascoltare a me. Non è questo si oddio. Poi sul retro di questo disco, fino a Living for the Past. Che buona macro. E su questa base, vedi, ha fatto un altro grande amico che ha suonato con me, Mera Bortasa, Franco Montalbano. Bravissimo. E questa base sul retro l'ha fatta a gusto. E se che bessi questo disco, Marcello te vai con i dischi di Bessia, se vai a intendere vince ai discografici a Roma, Milano, e dunque, e poi ha detto Marcello, tu ci stai vari su Paolo, davvero sono italiano, e ha scritto sul resto di italiano Albertelli, fiera gusto che scrive stesso su a Druppi. Ah, ok. Marcello Darida, no, mi tu vai di questo resto in italiano, e lui l'ha fatto, da tu. Da tradurre furriau adesso inglese Sì. a italiano o ha cambiato? Non penso che vi antestesse proprio freddo. No, non penso. E dunque in Guni, ma no Marcello, Paolo, tenevo sul resto in italiano. Dopo no, Don Amido. E mi da studiare in domo. E sono stato a registrare a Milano in italiano, sì. E sì Dunque, il suo che... primo viaggio di tabacco questo. Bella, brava. E come ti sei stesso? Bello. Poi quando ti piace di una cosa, cantai e sul brano è bello. Infatti Tonietto mi narra ogni tanto avanti si intendeva. No, volevo questa canzone da voler cantare scelte voi. Poi è troppo difficile. È troppo, e infatti lui era orgoglioso di come ti da può cantare. Sì, ancora oggi si intendeva su Paolo, Elisabeth. No, certo che uno deve cantare questa, mi pare che sia una cosa difficilotta. Però visite Borina bene, una bella canzone, una bella voce. E con Marcello, poi con Marcello si è su altra volta, ha fatto un altro disco quando dice ti voglio bene. Si sono. E poi in cui Vucinasso cominciando a suonare in piazza. E con questo gruppo che ci era in Guni, si chiama il gruppone. Che poi dei Gussusu e nasce il Banda Bene. Ha provato un anno, 2 anni con i Gussusu e poi sono a Roma e poi ha sfruttato, ma ti c'era questa Germania che vorremmo andare a cantare in Germania. Dunque, sa partenza. Sì, 3 mesi, sì. E avevamo deciso, mamma mia, figlio mio, non ti posso andare a Tura in domo. Sai, mamma, se come Viene a viaggio solongo, va bene, però devo... Questa cosa non la pensiamo. No, non pensiamo. E sicché appunto bando. Arrivo, penso, professor nasto giù ogni notte. In questo locale si terriava tic-tac. E
sono andato, sono passato pure, impari a Federica, ma poi è una voce femminile, e a Moers, sa città riviera Moers, e sono andato a botte, e quindi, ci mi aguantano veramente, quando arrivo... Diventa italiano, cioè sardo, insomma, Sì, ma era sardo, si sposò con tedesca, sai. Che vive in Tigommo. Sì, ma era stato in Tenguni. E sicché in Guni ha fatto 3 mesi con disororrao e poi ecco, e in Guni, vorremmo arrivare a questo punto, in Guni ha conosciuto Semi Grausi. Noi non ci pensiamo, non siamo mai andati. E dopo che ha cantato questa serata si è accostato su queste persone, a Sardus, guarda che diventa di Giba, Nuci, di questi paesi. E mi ha detto, oh Paolo, ma voi ti hanno scritto anche una cosa voi Semi Grausi? Tu ancora non iscritti a sta? No. Dunque, punti stetti uso io a ti insullare, no? Brava, infatti. E dopo non si promette nulla, però io su te posso vai. Rientro a domo, piego questa chitarra e ho fatto questa prima canzone, poi in italiano. Dopo ho fatto i numeri. Wow. Sul resto con questa musica. Tutto? Sì, i numeri. Volevi andare che intro ci via da questa cosa sì, di scrivere. Scriviamo mera. Scriviamo mera e poi ho fatto antica terra in lingua campidanese. E poi scriviamo canzoni, sono entrato in questo gruppo di serpentoni, diventa una spalla che hanno questo variante sketch, in intermezzo entriamo con questa chitarra e faremo canzoni, con questa chitarra. E si chiede in cui mi viene andiamo a Roma, usiamo questa chitarra, nasce questa canzone non a dire. No. E ancora oggi pare di che brava a me e sono felice con questo. E in cui nasce, e te faccio poi, una volta che devo scrivere canzoni, dopo no, mi faccio, bando, e mi sono scritto a Stasiae. Se devo partire a Roma, non come te, come funziona questa cosa del Stasiae? In questo periodo dobbiamo partire a Roma, per forza. In ufficio del Sì. E ha pubblicato l'aereo, ha pubblicato sull'Axi, ma ti portavo in arrivano, le chi è, vabbè, in italiano questo, le chi è, so Paolo, poi arrivo da Sardegna e subito può dare questo esame. Ah ok, avete di noi. Questo è un guni e te divanti, ti ho dato un brano, un brano, e conotto, e te si cambia il fuedus, però metricamente te rai giusto, musicalmente. Poi Tostadeddu come te roba? Tostadeddu come? No. Se da conosci bene questa canzone, metricamente da buoni cambia il fuedus, però te rai. E poi sono con uno strumento, dopo sì, sono sta chitarra. Ah ok, pigli questa chitarra, lì in cui ci diventa. Poi comincia a suonare, no, manda bene. Promuovi. E poi da cui cominciamo a scrivere mera canzoni e poi si manderà in questo periodo si manderà a entrare una busta con su resto e tutta questa musica, tutto in notas di questa canzone, poi si manda in notas, capito? Si manda in notas e Nenguni ha cominciato a spedire il brano su a Stasiae. E poi piano pago ha seguito a cantare in sardo. Come te stai bene o meglio su sardo o su italiano puoi scrivere? L'italiano è più semplice. Invece su sardo o su campidanese, la lingua sarda, su campidanese nostro è tipo inglese che si nada noi pronunciamo, ecco, si scrive io ho scritto una canzone su Piscarori. Noi usiamo di solito sa R, Piscarori, invece è scritto Piscadori. Usiamo. E questa allora devi prendere sul vocabolario, i fued su fai, Bogi di solito con sa X, comunque in Guni e poi mi piace di vincere sul logudorese, mi piace bene. Hai scritto in logudorese pure? Sì. E sicché è sempre domande in giuro, non è che poi una volta che fai una canzone devi stare su vedo devi essere giusto.
E da quindi ho scritto, mi sono innamorato di questa lingua sarda e ho scritto. E poi questa cosa bella che ancora oggi, dopo prima pure, ascolto tante canzoni mie, teniamo una canzone, musica con tuo gusto, tanto posso questionare, no? Tanto canto la parola, resora, sa? Ah no, non la parola. Ascolta. Capisco riga da Sinannaus. Teniamo un frati, mo non c'è pruso, frati mio, mi dice, no, oh Paolo, Giorgio. Ascolta, scrivi una canzone, puoi scassare Orisi? No, assolutamente no. Ma ne manco un sogno, dopo no. Poi tenguni, come ti va? Due parti sì. Dopo no. E ma no, come gusto di ballare in miniera, a sagare gusto. Ma no, ma c'ha una canzone vuoi minare Orisi? Dopo no, gusto sì. I te vas, lo mangiano, mi hanno appuntamento, bando un guni in miniera, e poi intendi un vago de, sai come gusto, Paolo Casta no sono vive su traballo su di aici, su di aici. E tenguni a pubblicare su spunto. Poi no, ok. Sai quando uno testimonia, oh Paolo Casta in noso traballato, c'è paga. Poi no, ok, arrivo a Roma, comincio però ha scritto una nenia. Questa nenia non c'è il ritornello, non c'è sul ritornello, non c'è. E sapuno, dopo la Sara, dopo 4 strofe dopo la Sara. I te succede in 85, l'Iglesia arriva da suo Papa, Giovanni Paolo II. E appunto, sempre a principio che questo pure suo Papa ha lavorato in Polonia in miniera. Sì, mi sono informato. Ebbene, Iglesias, appunto, sono occasioni belle. E ha accabato questa canzone, questione di Deus. Questa visita di Gesù a Iglesias. E sia una canzone meravigliosa. Che spraccia me. Ma E suo papà hanno dato in tegna? No. Non si sa rennesce da poi andava a mancare. Dobbiamo ancora preparando e andava a mancare, però ancora oggi è una bella canzone. E sì che mi piace troppo. Poi quando non c'è uno strumento, se non va bravo a suonare, in cui nascono cose belle. E poi si domanda a Vinzia amici, ma e te ti pensa, sa? Ma ti piace, ma no, c'è ma poni. E succede di aici, infatti. Porotto, non è che. Sai, tu quando hanno a suonare pure, se in compagnia. E poi mi sono firmato. Dopo faccio il circolo su Sardus. Pago, non volo. In Prazza, in Sardegna ne faccio pago. Ma innanzi si è. Oh, ti faremo. Sì. Suoniamo e poi a Pomolau, un periodo andato a Pomolau e mi sono posto a scrivere canzoni. E ancora oggi, sono così che andavo a scrivere. E da si scrive se può attuare su pure? Sì. E sì che sono troppo contento. Poi ascoltare una canzone di 30 anni, contare 40 anni fa, è attuale ancora, specialmente sul resto. Comprendi? E sì che sono contento. E stemma chi impara a voi scrivere, che fonti? Vivendo in Sardegna, Salerra, su mari, montagna e s'amore. E dunque ti ho applicato tutto questo stemma, comprendi? E poi ho scritto insieme una canzone onde quando arriva la ospite de fora, quando offrivo a papà e subino nostro buono, comprendi? Tutta questa cosa buona che tiene su procededo e sapessa de breve. E dunque devo ogni canzone si ha toccato tutto questo spunto. E sì che e poi amori non scetti amori commenti che poi ho scritto una canzone al suo contrario dopo se emigravo ho scritto una canzone a onde cusurora in Sardegna al suo contrario torna in Sardegna torna a birro tutti amici su soli tu bar onde si incontrano sai su mangiando un sabirrigedo su caffè tutti senza zunguni e questiona ognuno non ha sta sua cusurora ed è antigarerra Cusulorra in Salerra sua, tutti gli amici, e ti succede, conosci questa femmina di questa vita sua, e si sposa con una sarda, e questo non parte di parliamo in Sardegna. Via, sul destino. E tu che studiamo tutta questa cosa, comprendi? E oggi punta a risultare vera bene.
e sono contento. Sì. Ascolta, come te discografia? Di lingua Canto, Castia, ti dico Cristiana subito. pago di tutto questo che hai fatto, a solo, con altra Allora, gente. fatto, va bene, Cristiano scetti de disco su tuas, sì. 45 giri su un fatto 13. 13. Poi Dengoni i tenacidi, sa musicassetta. Sa musicassetta. Andassero in bancarella, sa. E c'è sempre musicassetta, dove andiamo. E poi comincia a stampare Dengoni, sta portando a sbancarellare su a chi 200, a chi 300 e ben dianta. Poi fia bestia semigrao, antica re, poi è bestia sa cascita, dove c'è su Minaroli. E dunque volo boh, la candione, sempre Dengoni pure portiamo, Poi Dengoni andrà a mancare questa cascita. Gli ha fatto la cascita, gli ha fatto 10. Punti medas. Poi i tenasci su CD. CD gli ha fatto noi CD. Però, come ti nota su CD, mo in questo periodo è come si intende di vago. E tornano poco su vinile? Poi collezionista, sa poccine, o le intendere sa musica narauso analogica, brava, autentica, sì. oppure Sì. a fora de Ma su una bella CD ci via musica, da sì, su digitale, disco. ma suona da differente. Ma sul disco si intende questa differenza, su Galorizone è un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Spero di scrivere altre canzoni belle dedicate a questa bellissima terra. Potete appunare sempre le mie canzoni, se si bella la terra Sardegna, se è bella. Però le mie canzoni non danno a traballo, capito? E sicché e ancora oggi c'è ancora questo problema, comprendi? Poi quando vado a suonare in circo sardo, mi era sardo, non ti vorrai in Sardegna, non ti vorrai. E sicché a onde nasce mi era sardo. E che questo problema di gusto di cagliese, poi tenete figli che non ti nasce su un guni, e noi che un guni a gatta sa, mera cosa sa gatta, no? Discoteca sa, in guni sa noi. Tu immagina Noi sanno in Germania, in Svizzera, Olanda, Belgio, sì, Belgio, Francia, no? Francia, sì, Parigi sono andato a suonare a Parigi. Sì, sono andato. Ascolta, non è sullo Comenius. No, guarda, questo che te spraccio de bruso. No, non faccio, no. Santa Colto, esempi, gasti, arrivano all'aeroporto, di vicante in macchina, di portano in albergo, poi andavo su, non ti spendi un centesimo, poi andavo su a Bissasalo del Pisonami, vanti bis in pianto, andare bene, regolavo su prima della serata, arriva sempre in di prima, poi si incrasi di zona, poi a Varasa solitamente 4 giorni a Varasa. E poi di loro, però tutto su questa canna. Ragazzi, sempre amigos, bravo, sì. Poi si usare, tu scesi su sardo. Se io su decoro buono noso, però su sardo non basta da duro ok. Allora, si comporta bene quando si comporta bene, ti ha rotto, ti ha accoglienza, ti ha tutto, però devi camminare bene. E se che in guni quando arriva su poi gusto su. Comprendi? E dopo più gente prangenti di Areus. E quando cominciamo a cantare mi veniva questo non su tutto mamma, una lacrima se sosteneva a due spassi, tu comprendi? Quando cominciamo a cantare. E intendiamo a Susardo, e poi sfreddos, dei migranti, della terra mia che non c'è. Questo è prangiata, e sigo di aici si nacanto a pateni vira sigo a scrivere cosa bella sai e poi non si rimane in sa vira no? Che mi decido un vago o ero a questo gruppo poi musica sì e sicché poi ho fatto la televisione sarda però mi mancano. Mi manca tante trasmissioni, mi manca tanta mera. Poi a parte fare un artisti sardi, tutti gli artisti non conosco, anche non conosco. E poi fia bello, poi questa cosa bella, promovia sta vince, soprattutto che varia, sta comprendi? Capite? Dunque fia bella e poi non c'è più.
ti conosci de Bruso, e poi fianta trasmissione sì che a Sardegna quando ci fianta trasmissione sì fianta rotto su a Castello questa trasmissione sì poi ci fianta il balletto su ci viene rotto i scantarori sì, tutto e dunque in questa puntata ci vedremo un nuovo di rotto e magari potevi conoscere musicisti che sì. in altra maniera magari non ti hai conosciuto mai. Infatti in cui incontriamo gente che non conosciamo. E a posti si trabagliato pari sicuro? Hai fatto collaborazioni? Con Pagos, sì. Però vi era un incontro dei musicisti e cantanti sardos, comprendi? Vi era un incontro. E dunque ognuno nella la sua, fia bello, però. Poi si viene complimenti dopo, no? Te bravo, no? E poi vianta in trasmissione si vianta alla guarda, da Castianta, ma veramente, purtroppo è sparita questa cosa, sparia. La società cambia, cambia con internet, con su streaming, cambia da poco che si notava pure è cambiata questa musica. Io ho visto non questa musica italiana, è cambiata, appunto cambiano i cantanti, ma a me era però i cantanti si studia pure del suo canto è cambiato. Brava. C'è questa tecnologia nuova e si impara a cosa. Però a me livraggi di questa. Tu non l'hai imparata mai. Ma sai no che tu non hai mai fatto playback? Mai. In vita mia mai. No, non ti supporto. Poi se uno è un cantante, dove penso di aici, se uno è un cantante, ci ricanta, e poi si cantare. Fai una vesta, e invita sono cantante e poi tu intendi si canta in playback. Se si ascoltando in un disco, se si ascoltando in un CD, no, io ti sto pagando e tu cantas. Se non capiva e vai a Roma, tu da più di aici. E tuttora devo cantare bando. Sì, mera canzone si canta bando in Olanda, in Germania, ti faccio questa chitarra, però certa volta mi porto con una base. Però canto sempre. Poi per noi fetti uno trabalho, cantare, ma essere un ubriaco, è una cosa che ti praglia. E dunque a pruso da fare, sei pruso contento. Tieni la ragione, pruso mi piace. No, poi una cosa, te si vai e cambia, no? Ogni volta tu da canta se non è stessa propria dessa cascetta o del suo CD. No. Ogni volta pone se cale una cosa. Da cambio, certo modo di cantare, comprendo. Ma poi si intende di quando canta dal vivo. Si intende. Era vecchia scuola. Sì, devo di aici. Io sono artista, uno che canta deve cantare. Tu da più di aici. E commenta mai stu, ma se no che come impara canto ai spippios, ai mannos, sì, una scuola di canto, sì, proprio noi. E impara questa maniera di pensare, no? Cantare sempre po' sovruso. Certo. C'è un aiuto de prima di tutto gasto ti limbro de voci reniti antiquità. Come funziona? Ti ci canta issos? O tu magari intende se qualcuno buono cantando e ma arriva in mena volo boy, devo canto questa canzone, mi pongo questa base e più non va con commenti da cantare. Arrivo in maccametta, ok, si già su tipo de voci, andiamo a arrivare, e da così si comincerà a porre a posto questa voce, questa respirazione, e poi i vocali aperta, serrara, questo sì, ci punti vanta da serrame, la so aperta, e poi a pago da pone sa voce e poi di depuci che vince sa Rolando Irari questa voce. Poi che una viene a Paolo Boi, lo fai Mina, o mia Marti questa voce, sì, e questa non ci arriva, Renza abbassa su Rolando Irari questa musica, e da volta sa Rolando Irari a sa voce di essa. E sì che poi e poi durante i commenti da cantare pone usava a posto i spunti cedus. E andava avanti, però non ti ha pagato quasi pago su che cantante in lingua sarda. Poi è nata sempre. Tu provas a dinare proprio su questa canzone. Ma me la tenuti sta voce. Comunque su sardo campidenzo devi essere bravo, questa cadenza, questa pronuncia, non è facile.
poi chi banda ascoltare gusto le persone anziane, sai di questo, sai, chi si punta quando ascoltano i scantarò, tutti questi cantanti, sì. E in realtà, ma questa pronuncia, e poi, invece Deo non la può mai, grazie a mamma mia. Ah. Mamma In mia. modo che foi dai ais in sardo. Mamma mia mera. Ah. Mamma mia, da Pugliano prima, è nasce all'Accoli. Che ne so ancora no perché nasce all'Accoli, poi trasferì a lavorare a Castello, e quindi poi tanto offerta si poteva lavorare a Iglesias. E sa, dove se non nasce un Guni, e bene a noi e ormai vivo de Meranos a Iglesias. E sa mi sono E issa si chiama a questionare Sempre. in Laconesu, Sì. che vi ha all'imbalzo. Capitano Guru, questionare la mera in Campidano. Figlio mio, mi ricordo sempre questo, no, a parte, vabbè, non c'è più. Figlio mio, babbo mio è morto mera prima, devo mi dire, no, figlio mio, quando te non c'ha pessi bruso, e do, oh mamma, depisi si chi a cantare, ma non ha questo freddo, e adesso va a piace, mamma, c'è canto, e infatti, e sì che mi ricordo questa cosa bella. E grazie a issa che rengo questa voce. Non mi è arrivato merartu, sapete dai. Che poi dopo mia, tutto usato su via, fratelli miei, sorri miei, tutto usato. No mamma, però, ma figlio mio. A te pensavo fosse. Dopo no ti ho una voce a tu, tranquillo, e infatti. Mancare vitticheddu, ma Sì, ti sì. intennevo su Infatti me. poi, se tu, certa disi, su Sapura mi dice, arrivata sa amica sta gatta, e sa preparare su caffè, mamma mia. No, mera sa, a risere notte a proprio a Pauletto cantando in prazzo, cioè, te bravo gli esti. E questa cazzara, non andrà mai, non andrà. Ah sì sì, da sentito, bravo, Bereso. Mera bravo. E mamma sono contenta. Però da serrare di aici. Quante pianta insomma stavo il mamma. Sì, sì, sì. Però poi sempre con, poi bistiara sempre come ti bistianta con su coso, bistia sempre come ti bistianta in sabita di gussa là. Sempre non dopo mai via. Ma brava, mai via. E sì che mia mamma mia mi ha dato questo freddo. E te ne cantare, te ne ha ragione. No, ma sono contento, cioè, non ha pure questo successo che meritiamo. Poi una questione ha pure 1000 occasioni, si vede. Veramente, no, veramente, di firmare contratti con sale discografiche importanti in Italia, non siamo mai andati. Non siamo mai andati. Ma poi vero tuo? Sono stato io. E sicché poi ti piace a me la voce. E sicché tornando a oggi mi sono pentito. Pago. Sì, sì. Però sono contento poi ho cominciato a scrivere canzoni in sardo. Ci vamo da un e mi cantavo in italiano. E basta. E sicché sono contento, ho costruito canzoni dedicate a questa bellissima terra e sono felice di aici, veramente, sono contento. E il progetto de Gommo, che si fanno Gommo e dei Moi? Con questa scuola, no? Caro amico, si usa fendi cosa nuova. Sta scuola è una cosa a parte. Sta scuola è una cosa a parte. E tornando a sta scuola, e quando bene ti devi incominciare ad essere di 7 anni, devi ti scilligi. E poi in seguito, a scrivere un'altra canzone nuova pure, mi scrivi una persona, sa. Parlo ma una canzone nuova, se si teme che no. Dopo ti scrivo, poi il suo problema che hai esti, però devo parlare sempre su questa musica sarda, che ormai questa musica è cambiata, comprendi? Il ritmo, però devo mi devo basare a questa musica nostra, a questa musica sarda che è bella. Bella, che sta fisarmonica. Non tenete tempo, non tenete tempo, la un'eda, si solito, su trunfa, lo strumento sardo e ci siamo insieme. Sì, poi lo fanno un bello ballo. Devo mi sono montato a fare canzoni all'erga. No, roba all'erga. In modo di dare felicità a queste persone che vengono in tanti tendi. E si vanno in tinguni, imparatori. A ridere, a ballare, pago. Se è un brano lento deve essere mera, bello e conotto. Sta gente ormai in piazza più, i cantanti, sì. Però usano mera, 20 mera e ballo sardo. Sfruttano te ballo. Sì, poi avete sempre questo momento per ballare. Sì che... Questa musica da riconoscere sul ritmo puro.
E don Casannanta si canta abbraccio. Abbraccio. Ma quando suoniamo con questo strumentista è bravissimo. Posso suonare i nomi sicuro? Conosco su Orlando Magia, grande maestro, e Bruno Gammeda, due maestri. E sicché variante ballo su 4 da 20 minuti. No, e dopo scassiamo. Questa gente in questa pranza, tutto sta a ballare. E oggi ancora di Aici. Oggi ancora di Aici. Ci tutti i cantanti novas. Prima, ce ne è brava prima pure, ma era brava. Però non ho mai pensato come appena prima di cantare in lingua. Ma e mo non voglio mi dare roccare. No, assolutamente. Sta Sardegna è una terra troppo bella. A Pugirao, guarda, a Pugirao, però quando arriva in Sardegna. Ma Vince sono maestrali questo bene. Poi i profumi dei florisi, dei samuri, dei rotto. È differente. Poi questa cosa va a pari. Cosa va a pari. E per me questa cosa. Io ti bistecchina state breve. Devo che mi monti procedo e tutto questo che bosi. Devo momenti bio e bistecchina faccio spazio, no? Mi faccio un luogo. E sicché voglio scrivere un'altra canzone. Mo pensai, un luogo su resto e a sta musica. E grazie a questo amico mio e noi sono venuti progetti su bello. E dunque spero di intendere in poco tempo. Ma dopo quando faccio un video, pongo sempre su YouTube. Su YouTube si fanno tutte le canzoni mie. Perché te usa a cercare Paolo Boy. Ini e pure. Ecco, e sì che voglio serrare con una canzone mera bella. Poi non si sceglie mai, e una di vuole nascere un'altra pure. Magari torna a cominciare sa carriera. Sì, comunque questo c'è stato un periodo, è vero, me la tanta scrisi, canzoni, si mi nata a scrivere una canzone Paolo. C'è un periodo, 2, 3 mesi, 4 mesi, finché un anno, piega questa chitarra, non deve fare. La gatta sa gusta a dire, fanno finché 2 canzoni. Tanno. Sì. Tanno, grazie a me. No, grazie a vosaltro, sono vera felice. È stata una chiacchierata bella. Interessante. Sì. È stata arricchita. Sapo quanto sa vita mia, sapo quanto. Non so cosa vogliamo uscire, sa vita e come questa musica, s'arte e sa lingua dei artisti. Sì, dei artisti. Dunque, grazie a me da cosa arricchita in noi. Di nuda, ma quando mai, dopo fatto volentieri. Ringrazio. In una nascita di questa musica. Sulla mia ne vendi, grazie. Sul nostro lavoro. Grazie. Grazie a me è spero di esibire un'altra volta. Manda bene. Grazie. Grazie.